Miei cari confratelli salesiani di Don Bosco, oggi mi rivolgo a tutti voi, dicendovi, come ho detto nel capitolo generale, è arrivata l'ora del capitolo generale 28. Vi salutiamo da qui, dal Sacro Cuore a Roma, oggi con questi giovani, con tutti o alcuni di quelli che siamo la comunità educativa pastorale di questa realtà di giovani, di accoglienza. E vi dico perché voglio ricordare oggi, nell'ora del capitolo, la terza linea di azione dove c'è una proposta per vivere il sacramento salesiano della presenza. Non potevo immaginare parlarvi a tutti da solo. E lo voglio fare con le parole di Papa Francesco. Nel libro del capitolo il Papa Francesco ci ha detto: l'opzione Valdocco e il carisma della presenza è vostro. Un carisma che io mi sono permesso di qualificare di sacramento salesiano della presenza. E Papa Francesco scrive: prima delle cose da fare, il salesiano è il ricordo vivente di una presenza dove disponibilità, ascolto, gioia, dedizione sono le note essenziali per risvegliare i processi. La gratuità della presenza salva la congregazione da ogni ossessione attivista e da ogni riduzionismo tecnico-funzionale. La prima chiamata è quella di essere una presenza gioiosa e libera in mezzo ai giovani. Carissimi tutti, questo mi sembra un punto molto importante. Nei giorni del capitolo, prende Matteo, nei giorni del capitolo sono stati i giovani che erano con noi a dirci: cari salesiani, abbiamo bisogno di crescere in tutte le dimensioni umane, abbiamo bisogno di crescere spiritualmente. Ci dicono lo stesso qui i giovani della presenza, però ci hanno detto: non dovete lasciarci da solo, vogliamo fare cammino con voi, abbiamo bisogno di fare cammino con voi. Cari confratelli, vi incoraggio a riflettere profondamente questo punto che è essenziale. È essenziale per noi sentire il battito dei giovani del mondo che non ci dicono dateci delle mura, che ci dicono abbiamo bisogno della vostra presenza. Una presenza che sappiamo bene deve avere sempre questo tono oratoriano, perché vi ricordo anche che siamo nati come carisma in un oratorio e ricordo che tutte le presenze del mondo, lì dove ci sono i giovani e i ragazzi, devono essere oggi un altro Valdocco. Questo mi sembra che è oggi fedeltà al Signore, fedeltà a Don Bosco e vivere il sacramento salesiano della presenza. Grazie carissimi giovani, possiamo salutare al mondo. Ciao!